Questo mattino del Giovedì Santo, per celebrare la solenne messa crismale, presieduta quest'anno, essendo la sede vacante, dal cardinale Beniamino Stella. Questa Eucaristia, durante la quale si benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme però questa messa è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, unti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi quindi si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione, per continuare a servire Cristo e i fratelli con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. Ci sentiamo in questa celebrazione particolarmente uniti nel ricordo e nella preghiera al Vescovo eletto Riccardo, al Vescovo emerito Corrado che celebra quest'anno il 50° di ordinazione presbiterale e al Vescovo Ovidio Poletto nel 25° dell'ordinazione episcopale. Celebrano inoltre il loro giubileo di ordinazione presbiterale, 65° anniversario, Monsignor Mosè Furlan, Don Bruno Meneghini, Don Pietro Silvestrini. 60° anniversario, Don Giovanni Berto, Don Benito Introvigne, Don Egidio Menon. 50° anniversario, Monsignor Pierdomenico Amort, Don Gabriele Secco, Don Stefano Taffarel. 25° anniversario, Don Andrea Dalcin, Don Gianluigi Papa, Don Marco Zarpellon. 10° anniversario, Don Matteo Conte. 1° anniversario, Don Federico Amianti. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Popolo Regale nella prima facciata del libretto.
Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signore. Cantiamo a te, o Figlio prediletto del Padre, te lodiamo, eterna parola, uscita da Dio. Cantiamo a te, o Figlio della Vergine Maria, te lodiamo, Cristo Salvatore e nostro fratello. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, splendore della luce immortale, te lodiamo, stella radiosa che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte, te lodiamo, luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, Messia annunciato dai profeti, te lodiamo, figlio di Abramo e figlio di Davide. Cantiamo a te, Messia, speranza dei poveri, te lodiamo, Cristo nostro Re, umile di cuore. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, mediatore tra Dio e l'uomo, te lodiamo,
strada vivente, cammino del cielo. Cantiamo a te, sacerdote della nuova alleanza. Te lodiamo, tu sei la nostra pace, nel sangue della croce. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. Cantiamo a te, agnello della Pasqua eterna. Te lodiamo, vittima che togli i peccati del mondo. Cantiamo a te, o Tempio della nuova alleanza. Te lodiamo, pietra angolare, rocca d'Israele. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. Cantiamo a te, pastore che ci guidi nel regno. Te lodiamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sorgente zampillante di grazia. Te lodiamo, fonte d'acqua viva che noi disseti. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta al tuo Signor. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo Giovedì Santo, in prossimità dell'annuale celebrazione pasquale di Cristo, morto, sepolto e risorto, in forza della consacrazione battesimale e del sacerdozio ministeriale, siamo convocati a celebrare le grandi opere di Dio. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe eleison. Per il canto del Gloria si alterneranno presbiteri e assemblea. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magna gloria Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus
Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Canterò nella gioia in eterno l'amore del Signore. Canterò nella gioia in eterno l'amore del Signore. Ho trodato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò nella gioia in eterno l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò nella gioia in eterno l'amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.
a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e vi trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimo confratello Vescovo Monsignor Armando Bucciol,
sacerdoti, diaconi, consacrate e consacrati, seminaristi, cresimandi, a voi tutti, sorelle e fratelli qui convenuti per partecipare alla celebrazione della Messa Crismale, rivolgo un cordiale fraterno saluto. Desidero rivolgere un pensiero affettuoso al futuro nostro Vescovo Riccardo, che tra circa un mese in questa cattedrale riceverà l'ordinazione episcopale. Nella cornice di questa solenne celebrazione lo sentiamo spiritualmente presente e assicuriamo a lui il nostro speciale ricordo orante. Con il sacro crisma consacrato in questo rito, egli sarà unto sul capo, dopo che con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria sarà diventato vescovo di questa comunità cristiana. Un pensiero riconoscente non può non andare anche al vescovo emerito Monsignor Corrado in Brasile, dove si è recato meno di 3 mesi fa. Unisco nella memoria grata i vescovi originari della nostra diocesi, sacerdoti missionari, oggi al servizio di altre chiese particolari, come anche le missionarie di istituti di vita consacrata e i volontari che operano nella Chiesa lontano dalla nostra terra. Ringrazio infine Monsignor Martino Dagonella, amministratore diocesano, per l'invito a presiedere questa celebrazione. Un pensiero e una preghiera per Papa Francesco, affinché il Signore gli conceda serenità di cuore e luce interiore nell'affrontare questo delicato e impegnativo percorso della sua vita e del suo servizio alla Chiesa universale. Ogni qualvolta rientro a Vittorio Veneto, per me è sempre un tornare a casa. I vari ministeri che mi sono stati richiesti a servizio della Santa Sede mi hanno portato lontano per vari decenni, pellegrino fra l'Africa e l'America Latina. Ma i miei affetti per questa terra e la sua gente sono sempre rimasti vivi e forti. Ogni volta che ho la possibilità di tornarvi è un connettere di nuovo con le mie radici. È lo spirito in umiltà e gratitudine con il quale presiedo questa Messa Crismale. Carissimi sacerdoti, siamo qui per ravvivare il dono dell'ordinazione sacerdotale, il dono che è in noi, secondo la lettera di Paolo a Timoteo, ricevuto con l'imposizione delle mani dei vescovi che si sono succeduti sulla cattedra di San Tiziano, divenuti così segno e strumento di speranza per il santo popolo di Dio che ci ha affidato. Ho pensato a quale taglio dare a questa omelia. Parlo ovviamente a dei sacerdoti, maturi di età molti di noi, ma vorrei volgere lo sguardo a quella giovinezza del cuore di quando eravamo seminaristi, una giovinezza interiore che sempre dovrebbe permanere ben custodita in ciascuno di noi e che mai smette un po' di ricordare, ma soprattutto di sognare e di imparare. E così dunque parlo a voi, seminaristi di allora. Siete in cammino verso il sacerdozio. Qualcuno è ormai vicino alla meta, altri ancora in una fase di discernimento e di maturazione. Vi invito a guardare a questa splendida assemblea ecclesiale dove i sacerdoti sono qui per rinnovare le loro promesse sacerdotali. Sono qui riuniti per ripetere quel sì che voi stessi state valutando di esprimere per la prima volta. E magari proprio tra questi sacerdoti ciascuno di voi riconosce il parroco, il cappellano, l'amico che il Signore vi ha posto accanto per aiutarvi a maturare il passo di entrare in seminario, per donare la vita al Signore a servizio della Chiesa. La gratitudine,
Il primo atteggiamento interiore che siamo chiamati a coltivare è quello della gratitudine. Preti non si diventa da soli, lo si diventa per dono di Dio, mediato talvolta dalla testimonianza di qualche sacerdote o di qualcun altro e anche per la preghiera della comunità. Cari giovani seminaristi, siate sempre riconoscenti per questo singolare atto di amore gratuito del Signore e lungo il cammino della vita ritornateci con la memoria del cuore e soprattutto con la preghiera. Ritornateci per ravvivare la bellezza del dono che Dio vi farà con l'ordinazione presbiterale. Meditando su questo momento straordinario di storia personale, ritroverete sempre le motivazioni, soprattutto spirituali, che vi stanno portando ad abbracciare la volontà di Dio e a decidere di seguirlo. Non dimenticate l'atto sorgivo della vostra vocazione per tener vivo il fascino di quello sguardo con il quale Gesù, camminando lungo le rive del lago, vi ha guardato e vi ha sedotto, e dal quale, da Gesù, vi siete lasciati sedurre. La gioia e il coraggio della vostra scelta nascono da questo sguardo, non dimenticatelo mai. È la vostra segreta Nazareth, è la vostra personalissima annunciazione. Scelti tra il popolo e per il popolo. Ma chi è il sacerdote? Qual è la sua singolarità di fronte al popolo di Dio? Oggi con voi vorrei riprendere alcuni pensieri, lasciandomi accompagnare da una riflessione di Papa Francesco dedicata alle diverse vicinanze sacerdotali. Lo disse il 17 febbraio del 2022. Lo faccio premettendo un dato fondamentale. Nel chiamarci Dio non ha cercato degli eroi e neanche dei santi, ma ha semplicemente scelto in mezzo al popolo di Dio alcuni, dei pastorelli come Davide, per essere posti a servizio del popolo stesso. Non siete, non siamo migliori degli altri né più o meno importanti degli altri. Il sacerdote, dicevo, non si fa da sé, ma è una pura risposta a una chiamata per divenire servi dell'amore di Dio per l'umanità, per una missione che non ci diamo noi, ma che ogni giorno sarete chiamati ad accogliere e a vivere. E a partire da questo dato possiamo comprendere il tema delle vicinanze di cui parla il Papa. Vicinanza a Dio. Scelti da Dio dunque, questo spiega perché Papa Francesco indica il rapporto con il Signore quale prima e imprescindibile vicinanza del sacerdote. Il tempo della celebrazione eucaristica, della preghiera, della meditazione, dell'adorazione, dello studio non è un tempo altro, ma è il tempo che qualifica il nostro essere sacerdoti. E vi direi di più, questo tempo è già attività pastorale, non sottovalutatelo mai, è già servizio pastorale. Prezioso sempre il tempo della preghiera, per ascoltare il Signore, per lasciarsi da Lui indirizzare, motivare, incoraggiare. Restando accanto a Lui impareremo ad affrontare le sfide della vita con il suo stesso cuore e con il suo stesso sguardo. Solo stando accanto a Lui porteremo a Lui. Allora sì che agiremo in persona Cristi. Cari giovani, se non vi lasciate ricolmare da Cristo e non portate l'amore di Cristo agli altri, che senso ha diventare sacerdoti? Qui sta il fascino della chiamata al sacerdozio, consentire a Gesù e al suo ministero di grazia di arrivare a tutti attraverso di noi. Non permettiamo che gli impegni anche pastorali soffochino lo stupore lieto e grato della nostra vita di preti della Chiesa. Il Signore ci vuole
capaci di sognare come Lui e per Lui, per incidere nella storia delle nostre comunità a cui siamo inviati con autentiche scelte di amore. Siate e restate adoratori del Signore per divenire contemplativi nell'azione pastorale, guardando ogni realtà, soprattutto umana, con gli occhi di Gesù. Lasciatevi avvolgere dall'amore misericordioso e paziente di Dio per divenire sacerdoti di speranza e di compassione per la nostra gente, perché di questo essa ha bisogno. Ha bisogno di speranza e di compassione come di roccia su cui posare la propria vita. Voi per primi siete chiamati a divenire pellegrini di speranza, come ci ricorda il Giubileo che stiamo vivendo. Vicinanza al Vescovo. Accanto alla vicinanza a Dio è necessaria la vicinanza al Vescovo. Il legame interiore con Lui è importante perché è segno tangibile della nostra comunione con la Chiesa, madre e maestra. Stretti da questo legame, sarete certi di fare la volontà di Dio. La nostra obbedienza, infatti, non è questione di disciplina che piega la testa ma non seduce il cuore. Essa è il segno più forte del nostro salire verso la vetta della montagna della santità incordata, cioè insieme. Obbedire significa ascoltare nella preghiera, dove quasi sempre non sono assenti le sofferenze e anche le oscurità interiori. La terza vicinanza è la fraternità sacerdotale. Gesù si manifesta lì dove ci sono dei fratelli disposti ad amarsi e a sostenersi mutuamente nel cammino. Dove sono 2 o 3 uniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Anche la fraternità, come l'obbedienza, non può essere una imposizione semplicemente morale esterna a noi. Fraternità è scegliere liberamente di essere santi con gli altri e non in solitudine, santi con gli altri. E dove funziona la fraternità con i confratelli, si ricorda Papa Francesco, dove ci sono legami di vera amicizia, lì è anche possibile vivere con serenità e da testimoni dell'Eterno la nostra vocazione celibataria, con ciò che in una vita ascetica e affettivamente matura la rende possibile e credibile, bella e cara al nostro cuore e anche a quello delle nostre comunità. Vicinanza al popolo. Il battesimo appartiene all'ordine dei fini, cioè il battesimo è in vista del perdono dei peccati e della vita eterna. Il sacerdozio ministeriale, il nostro, invece appartiene all'ordine dei mezzi, ossia è un ministero per dare al popolo di Dio il sostegno spirituale, l'acqua che zampilla verso la vita eterna. È importante che ricordiate questa particolarità perché vi aiuterà ad avere rispetto ed amore della gente che Dio vi affiderà, in quanto tutti abbiamo la stessa dignità di figli di Dio e il sacerdote insignito dell'ordine è semplicemente a servizio del sacerdozio di tutti i battezzati, con una preferenza che si noti e si soffra nella compassione e nella vicinanza per i poveri, gli sfortunati, i diseredati e gli emarginati. Cari seminaristi, ricordate, ci sono servizi ecclesiali che possono fare tutti, insegnanti, educatori dell'oratorio, assistenti sociali, ma solo il sacerdote può donare il perdono di Dio nel sacramento della riconciliazione. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue che ha fatto di noi un regno, secondo la seconda lettura di oggi. Solo il sacerdote, infatti,
può donare il pane del cielo, l'Eucaristia, quale sostegno nel cammino. Solo il sacerdote può essere pastore e padre che genera, in forza del sacramento dell'ordine. Non permettete ad alcun impegno pastorale di sottrarvi a questo compito. Grazie a voi continuano ad attualizzarsi le parole di Gesù nella sinagoga del Vangelo di oggi. Oggi si è compiuta questa scrittura. Oggi Dio ti perdona, oggi questo pane e questo vino diventano Eucaristia per te. Oggi siate sacerdoti lieti nel cuore, ricordandovi che voi siete l'oggi di Dio, l'adesso di Dio. Cari giovani seminaristi, spero di essere riuscito a condividere non solo parole, ma soprattutto la convinzione e la gioia maturati lungo i miei quasi 60 anni di sacerdozio. Accogliete così questi pensieri come il dono di un vostro anziano confratello sacerdote, oggi vescovo, che affido alla vostra riflessione e alla vostra preghiera. Un pensiero lo vorrei rivolgere direttamente a voi, cari sacerdoti di oggi, custodi di quella giovinezza del cuore che mai smette di ricordare, di sognare, di imparare, di cui facevo cenno all'inizio. Mi rivolgo direttamente a voi per esprimervi il grazie più sincero per il tanto bene che con pazienza e con fiducia state compiendo a favore della nostra gente. Non mi nascondo le difficoltà e talvolta le aridità e le stanchezze della vita personale e pastorale. Lo so che ci sono e so che le state affrontando con fortezza d'animo da generosi e infaticabili servitori del popolo di Dio, distribuito tra il Piave e il Livenza, compatti e ben uniti in squadra. Che la vostra perseveranza, gioia e letizia del cuore siano di edificazione e di incoraggiamento per i seminaristi che vi guardano. Per questo desidero dire grazie a ciascuno di voi per quello che state facendo. Grazie per l'eccomi che avete pronunciato e che continuate a pronunciare ogni giorno. Senza di voi, senza il vostro personale appassionato eccomi, la Chiesa di Vittorio Veneto non sarebbe una Chiesa amata e apprezzata dalla gente, desiderata e cercata dagli anziani e dai genitori, scrutata e interrogata da giovani e da bambini, consultata e ascoltata da autorità e istanze civili. Grazie, cari sacerdoti. E voi, santo popolo di Dio qui presente, vogliate bene ai vostri sacerdoti, state loro vicino e bussate alla loro porta quanto e quando avete bisogno, ma lasciate loro anche il tempo di riposare per recuperare le forze e donarsi a voi con più franchezza e con gioia. Pregate per loro. Un sacerdote vive e si sostiene grazie alla preghiera del suo popolo. E nella preghiera non fate mai mancare una invocazione affinché il Signore doni alla Chiesa tanti altri e santi sacerdoti. E nel concludere questa omelia posso assicurarvi che come Mosè mi trovo ormai sul monte alzando le mani in costante preghiera affinché ciascuno di voi possa assolvere con serena letizia il ministero che Dio vi ha affidato. Siate fiduciosi, il Signore è fedele e sarà sempre accanto a voi per custodirvi e per proteggervi. Cari sacerdoti, buona festa sacerdotale. Amen.
all'interno di tutto il popolo sacerdotale. Ora vescovo e presbiteri rinnovano le loro promesse sacerdotali, con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento, seguendo il rito nel libretto. Nell'annuale commemorazione del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione abbiamo fatto davanti al nostro Vescovo e al santo popolo di Dio. Vogliamo unirci intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso la Chiesa. Vogliamo essere dispensatori fedeli dei misteri di Dio per mezzo della Sacra Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandoci guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i nostri fratelli. E voi, fratelli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti, che il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni, affinché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano con Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti, preghiamo. Ascoltaci, Signore. E pregate anche per il Vescovo eletto Riccardo, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla sua persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo, sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo eletto Riccardo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Signore ci custodisca nel nome del suo amore e tutti noi, pastore e gregge, conduca alla vita eterna. Amen. Possiamo sedere. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al Cardinale, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il sacro crisma e gli altri oli santi. Il crisma sarà preparato con oli essenziali aromatici e con l'essenza di bergamotto offerta dalla diocesi calabrese di Locri Gerace. Con l'antico inno O Redemptor invochiamo Cristo perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. O Redemptor, sume carmen temet continentium, continentium.
fulgor alma luce, hoc sacrandum protulit, fert hoc prona presens turba, salvatori seculi. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, hoc olivum signum vivum, iura contra demonum. Ecco l'olio per il Santo Crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni. Lotamente sacro fonte, auffugantur crimina, puncta fronte sacro sancta, influnt charismata. Coordinatus ex parentis, album implens virginis, presta lucem claude mortem, Chrismatis consortibus. Sit ec dies festa nobis, secularum seculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Beniamino che presiede questa Eucaristia, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Il Cardinale benedice ora l'olio degli infermi, che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede.
Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo, da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. L'Eucaristia è distribuita in fondo alla navata centrale, alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti e nelle navate laterali davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel libretto. Pegno di
Sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Nel tuo sangue la vita ed il fuoco dello Spirito, la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo. Nel prodigio dei pani, tu sfamasti ogni uomo. Nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Congregabit nos in unum Christi amor, exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus Deum vivum, et ex corde dirigamus nos in cielo. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, capeamus, cessent urgia maligna, cessent lites, et in medio nostri sit Christus Deus. Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Cardinale benedice ora l'olio dei catecumeni, segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà invece benedetto l'olio del crisma per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e per consacrare le chiese e gli altari. Il cristiano, consacrato da Cristo per mezzo dei sacramenti, è chiamato a diffondere il buon profumo di Cristo con tutta la sua vita. Per questo viene preparato con aromi e profumi vegetali. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio, nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e di vivere nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi
e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, l'abacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza e profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti stendano ora la mano destra verso il crisma, fino al termine della preghiera. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione questo olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nell'abacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Acclamiamo al crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto La tua Chiesa in festa. La tua Chiesa in festa, loda te, Signor, e al tuo nome sempre acclamerà, sempre acclamerà. Nata dal tuo amore, viene incontro a te, come sposa santa per l'eternità, per l'eternità. Tutte le creature parlano di te, ma è nel tuo Cristo che ti svegli a noi, che ti svegli a noi. Caro Monsignor Beniamino, desidero esprimere il ringraziamento mio e di tutti i presenti
per aver accolto l'invito a presiedere questa solenne messa del Crisma. Ha fatto bene al cuore ascoltare le sue parole calde e sapienti, vero balsamo di vita per il nostro cammino, sia di preti sia di popolo di Dio. D'altronde la sua presenza in mezzo a noi è per noi sempre molto gradita. È gradita perché ci reca il dono della bella testimonianza di un servo buono e fedele alla Chiesa, di una parola cordiale e sapiente e di un fratello che ascolta e dialoga, accoglie e incoraggia al bene. Grazie di cuore. Grazie per tutto. A lei auguriamo una felice Pasqua, con la grazia di partecipare appieno, uso un'espressione che forse i ragazzi capiscono meglio, con la grazia di partecipare appieno all'avventura di Cristo risorto, che con l'amore fa nuove tutte le cose. Anche a te, caro Monsignor Armando, amico e fratello, l'augurio di ogni bene nel Signore. L'augurio va anche ai nostri confratelli ammalati o che non hanno potuto oggi partecipare a questa celebrazione. L'augurio di buona salute, di serenità e di cammino sereno davanti al Signore e di fronte ai fratelli. Proprio ieri ho ricevuto 2 messaggi, uno dal Brasile e l'altro da Camaldoli. Quello dal Brasile dice così: Tagnassù, 16 aprile 2025. Qui devo necessariamente nominarmi, scusate. Dice: carissimo Monsignor Martino, confratelli presbiteri, diaconi consacrati e consacrate, fratelli e sorelle laici, vi raggiungiamo in questo momento di profonda comunione spirituale per inviarvi il nostro saluto ed esprimere la nostra vicinanza ecclesiale che supera ogni lontananza. Qui, per motivi legati alle distanze molto grandi, abbiamo celebrato la Messa del Crisma la scorsa settimana, con una grande partecipazione di popolo e con la presenza di tutti i presbiteri della diocesi. Salutando in modo tutto particolare il caro Monsignor Beniamino, desideriamo augurarvi una serena e feconda Settimana Santa e anticipare a tutti voi gli auguri di buona e santa Pasqua. Fraternamente, Monsignor Corrado, Don Marco D'Almagro, Don Paolo Salatin. All'eremo di Camaldoli si trova Monsignor Riccardo per qualche giorno di preghiera e di preparazione alla consacrazione e all'ingresso. E dice queste poche parole: carissimo Don Martino, in attesa di vivere e celebrare insieme la Pasqua 2026, un grande augurio a lei e a tutta la diocesi per quella ormai vicina 2025, dall'eremo di Camaldoli in unione di preghiera Monsignor Riccardo Battocchio.
non so se ho avvertito male, mi sembra che alcuni applausi siano venuti da quella parte. Io non vedo dietro le colonne, c'è un bel gruppo di ragazzi. Io direi che tutti noi oggi li incoraggiamo con un cordiale, bello applauso per loro, invitandoli a un cammino sereno dietro a Gesù. E a questi ragazzi che vengono dal quartiere del Piave ricordo che proprio ieri l'altro è morto un grande uomo del quartiere del Piave, un prete di Falzè che è diventato missionario, è arrivato all'età di 99 anni, un amore immenso per la Cina, verso la quale ha dedicato tutta la sua vita di missionario, di studioso, di diplomatico del Vangelo. È padre Angelo Lazzarotto del Pime. Beh, insomma, si può anche applaudire, no? Queste figure. Questo per dire ai ragazzi che oggi amano viaggiare, che si può viaggiare, prendere la valigia, mettersi lo zainetto, anche con l'obiettivo di dire a tutti le cose belle del Vangelo di Gesù. Inizia questa sera il triduo pasquale del Signore, morto, sepolto e risorto. Si ricorda che durante la processione iniziale della messa in Cena Domini di questa sera, le ampolle con gli oli santi dovranno essere presentate alla comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate. Prima di riporle nel luogo loro riservato, colui che presiede richiamerà ai presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina. Inoltre, chi ha prenotato i libretti del mese di maggio potrà ritirarli sotto i porticati del seminario. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Missa est. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Ogni lingua
mia speranza. Questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita. Nel cammino io confido in te. Dio ci guarda tenero e paziente, nasce l'alba di un futuro nuovo, nuovi cieli, terra fatta nuova. Passa i muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza. Questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita. Nel cammino io confido in te. Alza gli occhi, muoviti col vento, serra il passo, viene Dio nel tempo. Guarda il figlio che s'è fatto uomo, mille trovano la via. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita. Nel cammino io confido in te.
Amen.